Mister guida i campionati, siamo con Mister Fattorel. Mister, a chi va la dedica di questo campionato? Beh, innanzitutto vorrei fare i complimenti a tutti quanti, sia dalle ragazze ai magazzinieri, al mister in seconda, terza, autisti, tutti quanti, e anche il pubblico che ci ha sostenuto tutto l'anno. Comunque la dedica più grande è a mio papà. Avevi impostato una partita all'attacco per come l'avevi messa in campo te, la squadra, però è stato il Marcon che ha messo in difficoltà il Vittorio Veneto. Beh, il primo tempo il Marcon ci aveva messo in difficoltà senza creare tante occasioni, però il pallino ce l'aveva loro. Ovviamente loro l'unico risultato era la vittoria, a noi bastava anche il pareggio. Comunque il secondo tempo siamo anche usciti abbastanza bene, creando anche qualcosina. Credetemi, complimenti a queste ragazze che se lo meritano tutta la Serie A. L'unico rammarico magari da parte del pubblico è non aver visto il gol, vista quanta gente c'era. Ma ne ha visti già parecchi in altre partite, quindi per oggi bastava lo 0-0 e quindi basta così. Penso che domenica magari gli diamo queste soddisfazioni. C'è ancora una partita, come hai detto te, domenica, però stasera si festeggia. Sì, da mercoledì penserò alla partita di domenica prossima, che sarà una festa sicuramente, pur tenendo l'imbattibilità, che è una cosa bellissima secondo me. È un anno e mezzo che non perdiamo più. Infatti questo è il 36esimo risultato utile. Faremo 37, speriamo. Grazie Mister Fattorel. Grazie a tutti voi, buona serata. Ora con Giulia Darè. Giulia, a chi va la dedica di questo campionato? La prima dedica va sicuramente al Baffo, colui che la sera prima di lasciarci l'aveva un po' pronosticato, che secondo lui questo gruppo sarebbe arrivato dove siamo arrivati oggi. Diciamo che all'epoca suonava un po' più come un sogno, non una pazzia, e invece quest'anno è stata l'annata giusta. Finalmente il gruppo è maturato anche in carattere e oggi abbiamo dimostrato che si vince con quello, con il gruppo e col carattere. Andiamo alla partita, un primo tempo del Marcon, poi il secondo di marca vostra. È il film del campionato praticamente, con l'avvicendamento in cima alla classifica da parte vostra e da parte del Marcon. Sì, ovviamente loro giocavano, non avevano nulla a perdere, quindi sono partite molto aggressive. Abbiamo sofferto un po' tensione sulle gambe, la loro aggressività, anche il campo che non era il massimo, diciamo, rispetto a dove siamo abituate. E il secondo tempo, in realtà sì, abbiamo giocato con grinta, con cuore, andando su ogni pallone, e infatti loro non sono riuscite, a parte qualche cross e quindi qualche uscita nel portiere nostro, a fare nessuna azione pericolosa, anzi abbiamo fatto noi qualche azione che potevamo anche segnare. Comunque quello era il risultato che cercavamo e fantastico. Quello che vi aveva chiesto il mister era di aggredire subito dall'inizio, purtroppo però è stato il Marcon. Comunque non avete demeritato sicuramente. Sì, diciamo che non è che non aggredivamo, è che loro erano probabilmente un po' più alti e progressive, ci sta che la facevano loro la partita e che quindi si scoprivano un po' di più. Noi in realtà col centrocampo il primo tempo non stavamo tanto alte, ma proprio perché abbiamo dovuto un attimo tornare per tenere un po' i loro attacchi, in particolare gli inserimenti dei centrocampisti. Manca ancora una partita, stasera però si festeggia ovviamente. Chiaramente, e così la prossima domenica rifesteggiamo. Grazie Giulia. Grazie, ciao a tutti. Siamo ora con il direttore sportivo Giovanni Bolzan. Giovanni, per come è partito scoppiettante questo campionato, ha portato bene. Sì, è stato un bellissimo campionato. Meritavamo, come ho scritto nella presentazione del match, forse meritavano entrambe le squadre la categoria superiore. Il Marcon purtroppo ha sbagliato una partita in più, quella col Trevignano, e ci ha dato la possibilità di arrivare allo scontro diretto con 2 risultati su 3 e ci ha avvantaggiato a portare a casa la vittoria finale. Mister Minio proprio su questo ha detto prima, peccato che la seconda non possa fare i playoff.
Purtroppo i 4 gironi in Serie B non consentono più di una squadra per girone, probabilmente c'è da rivedere forse qualcosa nel format, perché ripeto meritavano entrambe il salto di categoria. C'è ancora una partita domenica contro la Reggiana. Ci dà la possibilità di festeggiare con il pubblico amico al Barison di Vittorio Veneto questo risultato che ha del clamoroso e dello storico, che premia il lavoro di tutta la gente che in questi 33 anni ha fatto chi più chi meno qualcosa per questa società. È un traguardo storico, ci speravamo all'inizio della stagione e con il lavoro, la programmazione e l'organizzazione siamo riusciti ad ottenerlo. Insieme al direttore sportivo Giovanni. Grazie a voi e ci vediamo domenica. Siamo con Mister Minio. Mister, un grosso complimento da parte del Vittorio Veneto, da parte di questo bellissimo pubblico di questa sera, perché veramente il Marcon questa sera ha fatto veramente un'ottima partita, secondo me. Sì, tanto complimenti al Vittorio, perché chi vince ha sempre ragione. Noi ci abbiamo provato fino alla fine, poi sai, io devo ringraziare queste ragazze, la società, il Marcon, per come si sono comportate, di quelle che hanno fatto in tutto il campionato. Sono state strepitose, bellissime. Abbiamo trovato il Vittorio che comunque ha avuto qualcosa in più, tanto di cappello, ci riproveremo il prossimo anno e così, insomma. Dove magari ha perso punti il Marcon quest'anno, soprattutto con le trevigiane? Sì, diciamo che abbiamo sbagliato un paio di partite, cosa vuoi, il calcio è anche questo, cioè io che ne ho fatto da giocatore, allenatore, insomma so come vanno le cose, il calcio è questo, si può sbagliare e poi sai, chi sbaglia meno vince, non c'è altro da fare, le cose sono così, noi ci abbiamo provato, è un peccato secondo me che un campionato di Serie B non abbia anche la possibilità alla seconda di giocarsi qualcosa alla fine, perché spendi un anno di sacrifici, di cose, poi magari sbagli una partita e finisce là. Peccato, riproveremo. Un Marcon che ha giocato bene il primo tempo, perché veramente ha fatto veramente bene, poi il secondo tempo un attimo calato, comunque non ha disdegnato ad attaccare. Sembra tutto il film del campionato questo, con la successione al vertice tra Vittorio Veneto e voi. Sì, la partita è andata così, la volevamo in questo modo, abbiamo provato di sorprendere il Vittorio soprattutto nel primo tempo, volevamo far vedere che comunque ce la giocavamo tutta, poi è ovvio che fisicamente sai, 90 minuti è difficile tenere per 90 minuti. Poi in campo ci sono anche gli altri, dunque comunque ho visto una buona partita da parte della mia squadra e a cui faccio di nuovo i complimenti, perché le ragazze sono stupende veramente. L'unico rammarico magari è stato per il pubblico non aver visto nessun gol, vista la cornice di questa sera. Sì, magari fosse così sempre, perché il calcio femminile secondo me avrebbe proprio bisogno di questo, di crescere in questo modo, e comunque voglio dire sia il Marcon che nel Vittorio Veneto hanno contribuito a far crescere un po' questa cosa qua. Abbiamo visto sia all'andata che al ritorno 2 partite che abbiamo giocato, abbiamo visto le tribune piene, non è facile nel femminile, è così che dobbiamo comunque continuare, noi addetti ai lavori bisogna continuare così. Ringraziamo Mister Minio. Arrivederci, buonasera.